Se pensavate che Kevin De Bruyne al Napoli fosse solo una fantasia estiva, preparatevi, l'affare è reale. Le cifre sono confermate e Aurelio De Laurentiis è disposto a rompere i paradigmi per portare il fuoriclasse belga nel Sud Italia. Come sempre, qui sul canale avrete le informazioni più affidabili e aggiornate dal dietro le quinte del nostro glorioso Napoli. Quindi lasciate il vostro like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Perché il sogno Kevin De Bruyne è più vivo che mai. Secondo quanto riportato in esclusiva da areanapoli.it e confermato da Radio Marte, il Napoli avrebbe già formalizzato un'offerta di stipendio tra i 7 e i 9 milioni di euro fissi, che potrebbero arrivare a 10 con i bonus di rendimento. Il consiglio di amministrazione, guidato da Giovanni Manna, si è recato personalmente a Manchester il 24 aprile per presentare il progetto a De Bruyne. Un ultimo ballo nell'elite europea, da protagonista assoluto di una squadra guidata da Antonio Conte. In una struttura in crescita e con concrete ambizioni di vincere titoli, sia in Serie A che in Champions League. Il fuoriclasse belga, che sta per compiere 34 anni, ha già deciso di voler giocare in Champions League per altre 2 o 3 stagioni prima di chiudere la carriera nella MLS o, in secondo piano, nel mondo arabo. In altre parole, il momento è adesso e il Napoli potrebbe essere il palcoscenico ideale per questo nuovo capitolo. De Bruyne conosce e ama la città, si è sposato nella zona di Sorrento. È stato a Napoli diverse volte e ha anche amici in squadra come Lukaku ed ex compagni come Mertens, il che renderebbe il suo adattamento quasi immediato. L'operazione è ancora difficile, ovviamente. Il profilo di un giocatore veterano, libero sul mercato, con un monte stipendi elevato, non è tipico della politica tradizionale di De Laurentiis. Ma questa volta il presidente sembra disposto a fare un'eccezione, storica. Perché non stiamo parlando di un rinforzo qualsiasi, stiamo parlando di Kevin De Bruyne, uno dei più grandi centrocampisti dell'era moderna. Un giocatore capace di cambiare le sorti di una partita con un solo passaggio. Un tiro o una visione che pochi al mondo possiedono. E ora vogliamo sapere da voi, tifosi del Napoli, pensate che questo affare possa davvero concretizzarsi? De Bruyne sarebbe il nome ideale per guidare questo nuovo ciclo al fianco di Conte? Commentate qui sotto con la vostra opinione. Condividete questa notizia con tutti coloro che amano il nostro club e, ovviamente, ringraziateci per supportare il canale e continuare a seguire ogni passo di questo storico affare per il nostro glorioso Napoli.